Buongiorno, Cristina Manes, portavoce Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Mogliano Veneto, eletta a maggio del 2014, membro nelle due commissioni permanenti, nella Commissione Speciale Rifiuti Urbani No Inceneritore e nella Consulta per le Pari Opportunità. Ecco da luglio ad oggi i principali atti presentati. Mozione per le riprese audio e video delle sedute consigliari delle commissioni, approvata all'unanimità. Mozione 8 per 1000 all'edilizia scolastica, approvata all'unanimità. Grazie a questa mozione sono stati presentati due progetti, uno per 45.000 euro per la scuola Olme che prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche e uno per 14.000 euro per il rifacimento della rete drenante delle acque meteoriche della scuola Toti del Monte di Mogliano. Mozione per il censimento degli edifici e degli immobili sfitti, mozione per l'adesione al patto dei sindaci e al bando per la redazione del PAES, piano di azione per l'energia sostenibile, approvati. Mozione al piano finanziario del servizio di asporto e smaltimento rifiuti urbani per l'anno 2014, emendamenti alla Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di bacino denominato Venezia, afferente alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Mozione per termini di consegna dell'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio Comunale, deposito atti e documenti, interpellanza per mancata informazione ai consiglieri. Proposta in sede di Commissione No Inceneritore di elaborare un documento contro lo sblocca Italia, il decreto di Renzi, in termini di inceneritori e di nuove discariche. È stato recepito dalla Giunta come mozione ed approvato alla unanimità con i nostri emendamenti. Interpellanza, mozione trasmissione audio e video delle sedute delle commissioni e dei consigli comunali, interpellanza sul censimento dell'amianto negli edifici pubblici, mozione per il censimento di edifici privati contenenti amianto a Mogliano Veneto. Rimanete informati, state con noi e partecipate.